e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello, gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio. Per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione e qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere l'acerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio. Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova.
canto 310. Noi ti lodiam e ti benediciamo, o Padre del cielo che reggi l'universo, splendi nelle stelle, brilli in ogni cuore. Noi ti lodiam e ti benediciamo, o Figlio di Dio che salvi l'universo, regni sulle genti e vivi in ogni cuore. Noi ti lodiam e ti benediciamo, o Spirito Santo, amor dell'universo, luce delle menti e vita d'ogni cuore. Noi ti lodiam e ti benediciamo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, benvenuti a questa Eucaristia. Oggi la liturgia ci propone un problema di capitale importanza, la necessità dell'amore fraterno, la necessità di volerci bene. Noi come credenti in Gesù siamo la sua Chiesa, come tali siamo chiamati a vivere con sincerità e impegno il grande comandamento di Gesù, il comandamento dell'amore, e questo comandamento ci identifica come discepoli del Signore. Gesù lo ha detto: da questo vi riconosceranno per miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri come io vi ho amato. E qui il cammino per tutti è grande. Per celebrare degnamente questa Eucaristia chiediamo al Padre che ci aiuti con la sua grazia e il suo perdono. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Cristo eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore. Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.
O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello, dell'amore che è pienezza di tutta la legge, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo, pienezza della legge infatti è la carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
tanto il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi ancora con te 1 o 2 persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di 2 o 3 testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neppure la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se 2 di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualche cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. È parola del Signore. E ai fratelli e sorelle, la più bella rivelazione di Gesù che incontriamo nei Vangeli è questa: Dio ci è Padre. Dio ci è Padre e ci ama infinitamente e singolarmente, anche se noi non lo sappiamo, anche se noi non gli crediamo. Dio ci ama e attende da noi la risposta dei figli, l'amore dei figli. La liturgia che stiamo celebrando oggi parla proprio di questo amore verso Dio, verso i fratelli, i nostri simili e tutte le creature. E questa è la nostra vocazione meravigliosa, perché è proprio nell'amore che l'uomo trova la sua piena realizzazione. Il grande Papa San Giovanni Paolo II, nella sua prima enciclica, Il Redentore dell'uomo, scrive così dell'amore: l'uomo non può vivere senza amare. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non incontra l'amore, se non lo sperimenta. E questo avviene perché siamo noi figli di Dio, figli dell'amore. E Paolo, come abbiamo sentito nella seconda lettura ai Romani, oggi ci ha ricordato: non abbiate tra voi altro debito se non quello di un amore vicendevole, perché in questo amore la legge trova il suo compimento. L'amore è il compendio di ogni legge, e questo è il grande comandamento che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa in eredità permanente. Amatevi come io vi ho amato. L'uomo, creato a immagine di Dio, fatto intelligente e libero, è stato anche dotato della capacità di amare. L'uomo è capace di amare, non solo, ma sente il bisogno di amare. E Dio è amore, scrive Giovanni nella lettera. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Ora, che cosa succede? Solo vivendo l'amore, come
ci ha indicato Gesù, come possiamo imparare alla sua scuola. L'uomo sperimenta la grandezza della sua filiazione divina, siamo figli di Dio, e può anche sperimentare la gioia di essere profondamente amati dal Padre. Però, fratelli miei, questo amore che Gesù ci domanda non è facile, ma non dobbiamo arrenderci, nonostante le molte difficoltà. Vivere l'amore non è facile, però sappiamo che la vita quotidiana, con tutte le sue fragilità, ci rende l'amore piuttosto difficile. Come dovremmo realizzarlo? Per una ragione o per un'altra entriamo in conflitto con i nostri fratelli, e l'amore che dovremmo loro sperimenta, incontra ostilità, rancore e anche a volte qualcosa di peggio. Gesù però non tollera che non ci vogliamo bene, che i fratelli non si amino, e vuole che sappiamo anche perdonarci. La strada del vero amore suppone il perdono, non c'è nulla da fare, abbiamo bisogno di perdonarci se vogliamo anche volerci bene. Ed ecco il Vangelo di oggi: come comportarci con un fratello che ha sbagliato con noi, che ci ha offeso. Come comportarci? E Gesù ci indica una strada, la strada della riconciliazione, attraverso la correzione fraterna. Parola molto interessante, però a pensarci bene piuttosto impegnativa. Se il tuo fratello, dice Gesù, ha commesso una colpa contro di te, vai, ammoniscilo fra te e lui solo, se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Forse tale comportamento era abituale nelle prime comunità cristiane, nelle comunità apostoliche. Per noi oggi questo è diventato davvero difficile, per non dire quasi impossibile, perché la società ha manomesso i nostri rapporti, siamo diventati tutti gelosi della nostra libertà, delle nostre scelte. Oggi usiamo una parola della nostra privacy e non vogliamo nessuno che interferisca nelle nostre cose. Eppure Gesù ci dice di aver fiducia. Va dal fratello che ha sbagliato e ammoniscilo fraternamente. Gesù non ci dice che avremo successo, che avremo un buon risultato, no, ci dice di andare, ci dice di prendere l'iniziativa. Se il fratello sarà accolto con delicatezza, con rispetto, come da uno che lo vuole aiutare, probabilmente accoglierà anche il nostro invito. Se non volesse ascoltarci, allora Gesù dice: vai in cerca di un aiuto. Alcuni fratelli come testimoni che rendano più valido, più pesante la tua richiesta. E se non sarà ancora sufficiente, allora metti la cosa, il problema, nelle mani della comunità. La comunità si occupi del caso. Se anche nella comunità non ci sarà una risposta positiva, quel fratello sia considerato come un pagano, cioè uno
che non vuole obbedire alla Chiesa. Questo però non è una condanna. Questa è una situazione, diremmo, di estrema misericordia, pensando che il fratello è come un malato che ha bisogno di tempi lunghi per recuperare, ha bisogno dell'amore paziente della comunità, ha bisogno della nostra preghiera di fratelli. Gesù, l'amico dei pubblicani e dei peccatori, non ha mai escluso dal suo amore nessuno di questi. Ha escluso solo una categoria in Israele, gli ipocriti, quelli che si avvicinano con una faccia non loro, insinceri, ma i peccatori li ha sempre accolti, ha sempre atteso il figlio prodigo che torna a casa dopo aver abbandonato il padre con tanta ingratitudine e ha cercato la pecorella smarrita fin tanto che non l'ha ritrovata. Questo è il comportamento di Gesù. Allora, miei fratelli, la conclusione qual è? Il Vangelo oggi ci invita a pensare all'importanza che ha il nostro volerci bene, l'aiutarci a vivere insieme, a pregare insieme, perché Gesù ci assicura: se 2 o 3 si mettono insieme e chiedono qualcosa al Padre, il Padre li ascolterà. E perché? C'è una ragione. La ragione è questa: perché dove 2 o 3 si riuniranno insieme nel mio nome, io, Gesù, sarò in mezzo a loro. E questa presenza di Gesù in mezzo a noi è la certezza che la nostra preghiera sarà ascoltata. Proviamo a credere a quanto Lui ci propone. Professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa. Professo un solo battesimo per il perdono. Aspetto la risurrezione dei morti.
Fratelli e sorelle, riuniti nel nome di Gesù, chiediamo al Padre il dono dello Spirito per poter amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come noi stessi. Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare. Signore, insegnaci ad amare. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi siano sostenuti dalla preghiera di tutti e indichino con coraggio e sollecitudine le vie della pace e della riconciliazione. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per i governanti, aprano i loro cuori alla sapienza di Dio per promuovere azioni di pace, di giustizia sociale, di salvaguardia del creato e di libertà religiosa. Preghiamo. Per tutti gli uomini, non si lascino schiacciare da egoismi, chiusure e interessi di parte, ma si aprano all'accoglienza e alla fraternità. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. Per noi che celebriamo questa Eucaristia, sia esperienza del vero amore, che non fa nessun male al prossimo, ma realizza in pienezza il nuovo comandamento che Gesù ci ha dato. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare. O Padre, converti a te i nostri cuori e fa che con la grazia dello Spirito Santo pariamo correggerci gli uni gli altri per crescere insieme nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente, o Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno, per Cristo nostro Signore. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione.
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore la tua Chiesa, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, odio, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora
preghiamo insieme il Padre. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato. Venga il tuo regno, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare soltanto una parola e io sarò salvo. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto numero 94. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è paziente, la carità è benigna. Comprende, non si adira e non dispera mai. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è la legge, la carità si adatta, si dona senza sosta, con gioia e umiltà. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è la legge, la carità è la vita. Abbraccia tutto il mondo e in ciel si
compirà. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. Il pane che mangiamo, il corpo del Signore, di carità è sorgente e centro di unità. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. Preghiamo. Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna dei secoli dei secoli. C'è un avviso dicendo a tutti i presenti che è arrivato un nuovo frate a far parte della nostra comunità di Gemona. Si chiama Padre Felice Paul, viene dal convento di San Francesco del Deserto, il luogo dove è passato Francesco d'Assisi, che tornava dal suo viaggio in Terra Santa. È una piccola isola, per chi non la conosce, nella laguna di Venezia, da sempre abitata come luogo di ritiro spirituale. Lo imparerete a conoscere piano piano, e quindi il tempo ci aiuterà a fare questo. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito
Santo. La messa è finita, andiamo in pace. A tutti una buona domenica. Il numero 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portasti al mondo il Redentore. Piena di grazia noi ti lodiam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ho sempre pensato che non fosse necessario diventare un santo per fare o vivere qualcosa di straordinario. Loro, come me, erano uomini che forse, a differenza di tanti altri, avevano scelto una direzione. È per questo che ho deciso di farmi una passeggiata, un po' più lunga rispetto al solito. Io e Romeo uscivamo ogni sera insieme. Solito giro del quartiere, ogni giorno si cerca di guardare le stesse cose con un occhio diverso, ma a lui non piace mai tornare per la stessa strada. Così cercavo un vicolo più caratteristico, degli odori diversi, degli scorci diversi, dei materiali diversi. Quando tornavamo a casa mi guardava come per dirmi: cosa credi? Di avermi fregato? Ma un giorno ce l'ho fatta. Abbiamo iniziato a camminare, ma alla sera non eravamo più a casa, né alla mattina. Da principio ogni tanto Romeo si fermava a guardare indietro, ma presto ha iniziato a capire che si andava soltanto avanti. E così feci io. Mi dicevo soltanto avanti. Era una cosa mai provata prima, una prospettiva diversa. Mi sono reso conto che mi servivano poche cose importanti da portare con me. Mi sono reso conto che anche io avevo scelto una direzione, come qualcuno aveva già fatto, molto prima di me.